Ci hai mai pensato? Quanto può essere un'illusione la sicurezza che sentiamo nei posti che amiamo? Immagina un luogo che per te significa solo sorrisi, libertà, spensieratezza, e poi all'improvviso lo stesso luogo diventa lo scenario di un incubo, di violenza e di paura. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui, sull'Isola in Forma. Questa volta ti racconto una storia che arriva da Cagliari, una storia che ha lasciato il segno e ha fatto male a tutta la nostra comunità. Parliamo di un'aggressione omofoba, di una molestia sessuale che hanno trasformato una serata d'estate in un inferno. Non solo per chi l'ha subite, ma per chiunque, come me e come te, creda nel rispetto. Seguimi perché quello che è successo al Poetto ci riguarda tutti, in ogni angolo della Sardegna. Il protagonista di questa brutta vicenda è Paolo Salaris, un creator digitale di Cagliari che forse conoscerai per la sua allegria e la sua energia. Una sera d'agosto, proprio lì al Poetto, in quello che lui chiama il suo posto del cuore, è diventato il bersaglio di 3 uomini. Il motivo? Semplicemente il suo orientamento sessuale. E te lo dico col cuore in mano, da sardo che ogni giorno legge le notizie della nostra terra. Questo non è solo un fatto di cronaca, è uno schiaffo in faccia alla nostra dignità, a quella di tutti noi. Le parole che gli hanno urlato contro erano di una violenza pura, inaudita, piene di odio puro. Devi morire, gli hanno detto. Non si sono fermati agli insulti, lo hanno spintonato, picchiato, gli hanno rubato il telefono e i soldi. E tra poco ti svelerò un dettaglio che rende tutto ancora più umiliante e brutale. Paolo ha raccontato dei lividi, dettagli, della paura. E subito dopo il dramma nel dramma. Trova una ragazza in lacrime. Era stata molestata, probabilmente dalle stesse persone. Ha parlato di 6 mani che cercavano di strapparle i vestiti, una violenza che toglie il respiro solo a pensarla. Ed ecco quel dettaglio disgustoso che ti avevo accennato prima. Non contenti di averlo picchiato e derubato, gli aggressori sono denudati e gli hanno urinato quasi sulle scarpe. Un gesto fatto solo per umiliare, per cancellare quella gioia e quei colori che Paolo esprime con la sua personalità. Questa storia ha scosso profondamente Cagliari e tutta la Sardegna. Ma la cosa incredibile è la forza di Paolo. Nonostante fosse ferito e senza più niente, è rimasto accanto a quella ragazza, stringendole la mano fino all'arrivo dei soccorsi. E oggi, con un coraggio immenso, dice: io in quel posto ci torno, non mi avrete mai. Una lezione di resilienza che fa più rumore di 1000 parole. A questo punto è impossibile non fermarsi a pensare. Se i luoghi che dovrebbero essere di tutti, luoghi di gioia e di incontro, diventano il palcoscenico di tanto odio, significa che la lotta all'omofobia non è più una questione lontana, ma una battaglia che dobbiamo combattere qui e ora nella nostra isola. Di fronte a questi avvenimenti vorrei sapere la tua opinione. Dobbiamo considerarli solo come episodi di cronaca nera oppure sono la spia di un problema più grande, di una crepa nel nostro tessuto sociale che merita una riflessione comune?